Ok dell'ENAC per l'aeroporto di Agrigento. Soddisfatti gli architetti e il deputato Lillo Pisano. E il 21 maggio arriva Salvini. 30 milioni di contributi della Regione per il caro carburanti. Espulso da Agrigento un immigrato con decreto del prefetto. A Cammarata una casa di riposo con diverse irregolarità in materia di lavoro. Automobilismo al via il Giro di Sicilia. Bentrovati da TVA Notizie. L'inserimento nel piano ENAC dell'aeroporto di Agrigento, la soddisfazione del presidente degli architetti agrigentini Alfonso Cimino. Arturo Cantella. Lo diciamo da tempo, l'inserimento dello scalo della Piana di Licata nel programma nazionale degli aeroporti elaborato dall'ENAC costituisce un passo importantissimo per la concreta realizzazione dell'infrastruttura. Con queste parole il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Alfonso Cimino, palesa la soddisfazione dell'Ordine e aggiunge l'inserimento dello scalo agrigentino tra quelli strategici del sistema della Regione Sicilia è senza dubbio un grande risultato che avvantaggia il nostro territorio per lo sviluppo turistico, economico e sociale al quale il nostro Ordine lavora da diversi anni con gli enti governativi. Libero Consorzio di Agrigento, associazioni, rete delle professioni tecniche, istituzioni locali e comitati oggetto di numerosi interventi del già presidente Rino Lamendola. La realizzazione dell'infrastruttura rilancerà il nostro territorio mettendolo anche in rete con le altre infrastrutture. Mi riferisco alla Gela Castelvetrano e al raddoppio ferroviario per Catania e Palermo Agrigento. Conclude il presidente Cimino, sta gettando le basi per avvicinarsi al resto della nazione, dell'Europa e ai paesi del Mediterraneo. E proprio sulla questione aeroporto più di tutti si dice soddisfatto il deputato Lillo Pisano. Margherita Trupiano. L'aeroporto di Agrigento è stato inserito nel Piano Nazionale degli Aeroporti come infrastruttura strategica da sviluppare entro il 2035. Oggi non è un giorno qualunque, oggi è il giorno in cui Agrigento entra ufficialmente nella storia infrastrutturale dell'Italia, lo ha affermato l'onorevole Calogero Pisano, che dall'inizio ne ha seguito con determinazione l'iter, credendo fermamente nella possibilità che Agrigento potesse avere un aeroporto. Un risultato, dice, che fino a pochi anni fa sembrava impossibile, un sogno che tanti consideravano irrealizzabile, ed io con coraggio, determinazione e amore per questa terra ho portato avanti in Parlamento battaglie difficili, diventando promotore dell'articolo 8 bis inserito nel decreto legge Sud, che prevede proprio la realizzazione della struttura ad Agrigento. Poi Pisano non risparmia una stoccata agli altri parlamentari agrigentini che lo avrebbero lasciato da solo ad affrontare la complessa situazione. L'ho votato favorevolmente, afferma, io, unico deputato agrigentino a farlo. Oggi quella battaglia, dice, trova il riconoscimento più importante ed agrigentino prova un'emozione profonda, difficile da descrivere, perché penso alla mia terra, ai sacrifici della nostra gente, ai giovani costretti ad andare via e alle enormi potenzialità rimaste per troppo tempo bloccate dall'isolamento infrastrutturale. E poi Pisano ringrazia il presidente del Consiglio Meloni, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini, il presidente della provincia Pendolino, gli ingegneri, i tecnici e tutti coloro che hanno lavorato con impegno e competenza per raggiungere questo storico risultato, ma soprattutto ringrazia quanti ci hanno insieme a lui creduto e sintetizza la storia del suo impegno per l'aeroporto in questo video. Permetta, Presidente, di fare un riferimento alla mia terra, Agrigento, e la sua provincia, da troppo tempo abbandonate a collegamenti obsoleti e che non aiutano il commercio e il turismo.
Mi auguro quindi che si investa molto nelle opere collaterali, quindi collegamenti ferroviari ad alta velocità, nuove autostrade, ma anche, qui lo dico e voglio osare, anche l'aeroporto. Sì, mi riferisco in particolare alla creazione di un aeroporto ad Agrigento, luogo che diventerebbe strategico per tutta la provincia, che con numerosi ingressi giornalieri di turisti ed operatori del commercio veramente farebbe fiorire quella provincia. E di aeroporto e di tanto altro si discuterà con il ministro dei trasporti Salvini, che sarà ad Agrigento il 21 maggio. 30 milioni di euro di contributi della Regione per il caro carburanti. Arturo Cantella. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato l'emendamento d'iniziativa del governo regionale che stanzia 30 milioni di euro per finanziare contributi a fondo perduto per gli autotrasportatori, per le aziende agricole e per le imprese di pesca a parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per gli aumenti del prezzo dei carburanti dovuti alla crisi del Medio Oriente tra il 1 marzo e il 31 dicembre 2026. Ringrazio i parlamentari siciliani, il Presidente dell'ARS e l'assessore all'economia Dagnino per il lavoro sinergico che ha portato a questo risultato, che testimonia la fattiva e concreta attenzione delle istituzioni regionali verso settori messi in difficoltà dal caro carburanti. Questo quanto affermato dal Presidente della Regione siciliana Renato Schifani in merito alla norma votata favorevolmente nella seduta d'aula dell'ARS nel pomeriggio di ieri dal Parlamento regionale presentata a Palazzo dei Normanni. Le agevolazioni saranno erogate dalla Regione siciliana nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato definito dalla Commissione europea. La dotazione finanziaria proposta per il 2026 è di 30 milioni di euro, dei quali 15 milioni destinati al settore dell'autotrasporto, 10 milioni al comparto agricolo, 5 milioni a quello della pesca. Le modalità di accesso e di erogazione ai contributi saranno definite dagli assessorati regionali, quello delle infrastrutture e mobilità, dell'agricoltura, dello sviluppo rurale mediterraneo, d'intesa con l'assessorato dell'economia, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana. Allo Steri di Palermo, giornata dedicata all'offerta formativa dei corsi di laurea magistrale dell'università per l'anno accademico 2026-2027. Vediamo. È un momento particolarmente positivo per l'Università di Palermo da questo punto di vista, perché finalmente siamo riusciti a invertire, capovolgere un poco quel trend che porta moltissimi laureati triennali a scegliere altre università in altre sedi e continuare a completare i loro percorsi di studi in altre università. Adesso gli studenti hanno piena consapevolezza del fatto che non c'è nessuna ragione reale per completare i propri studi in altri atenei. I numeri sono in crescita per questo, il tasso di passaggio dalle lauree triennali alle magistrali è in forte crescita, questo perché è cresciuta la qualità dei nostri corsi, è cresciuta la diversificazione dell'offerta, stiamo lavorando moltissimo sui contatti con le imprese, quindi stiamo consentendo ai ragazzi di avere un contatto anche attraverso tirocini, stage e tutte le forme che ci sono consentite per favorire poi l'ingresso nel mondo del lavoro. Noi raccogliamo anche i risultati del lavoro degli ultimi anni. Quest'anno noi abbiamo avuto un incremento del 14% degli iscritti alle lauree magistrali e che nel cumulo dei 4 anni rasenta ormai il 40%. Questo per dire che il lavoro svolto ha dato i suoi risultati e continua e continuerà a darli anche l'anno prossimo. È importante perché occorre orientare i ragazzi verso le opportunità che un'IPA può dare, che sono tante, perché noi abbiamo quasi 80 corsi di laurea magistrale, abbiamo quest'anno che viene il 26-27 raggiungeremo a livello magistrale 22 corsi in lingua inglese, alcuni dei quali sono anche fatti insieme
ad università straniere, quindi i ragazzi stando a Palermo possono comunque avere delle opportunità. Abbiamo quasi 80 doppi titoli, quindi conseguire un titolo, diciamo, accademico oppure studiando a Palermo, svolgendo un periodo presso un'università estere. Abbiamo delle iniziative anche molto interessanti che si sono sviluppate nell'ultimo anno, cioè quali i tirocini appunto pagati per studenti di laurea magistrali, l'Erasmus italiano, abbiamo circa una cinquantina, sessantina di accordi con altre università italiane e vorrei dire molto interessante è anche la possibilità di mandare ragazzi presso università estere. Per esempio abbiamo un accordo con la Cina che ha permesso l'anno scorso a 20 studenti di laurea magistrale di tutti i corsi di laurea di passare un periodo all'Università Tongji di Shanghai, che è una delle migliori università del mondo, e questa iniziativa ovviamente sarà ripetuta nel 26-27. Quindi lo spirito è quello di offrire il massimo ai nostri ragazzi per evitare ovviamente la possibilità che questi ragazzi proseguano fuori e per dare loro comunicazione delle tante cose che si fanno e che possono fare anche restando a Palermo. Ovviamente non fermi a Palermo, ma andando anche in altre sedi, ma essendo iscritti a Palermo. Il sindaco di Agrigento, Francesco Micichè, ha conferito degli attestati di encomio al direttore della centrale operativa del 118 di Caltanissetta Agrigento Enna, Giuseppe Misuraca, e agli operatori Mattias Lopilato, Massimiliano Alaimo e Federica Giordano. Nell'attestato viene riconosciuto un fulgido esempio di abnegazione e dedizione al servizio della collettività. Siamo alla cronaca: immigrato espulso dal territorio agrigentino con provvedimento del prefetto. Arturo Cantella. L'ufficio immigrazione della questura di Agrigento ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione firmato dal prefetto Salvatore Caccamo nei confronti di un cittadino della Guinea di 26 anni irregolarmente presente sul territorio italiano, che contestualmente al trattenimento disposto dal questore presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Pian del Lago di Caltanissetta in attesa dell'esecuzione del rimpatrio. Il provvedimento giunge all'esito di un'escalation di comportamenti pericolosi che nelle ultime settimane aveva seminato allarme tra i residenti del quartiere di via Callicratide ad Agrigento. Il 17 aprile il soggetto era stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Il 1° maggio, incurante dell'arresto, aveva nuovamente scaraventato dalla finestra della propria abitazione mobili e suppellettili, tra cui un divano a 2 posti, sulla strada sottostante, mettendo seriamente a rischio l'incolumità dei passanti. Per quella circostanza erano intervenuti gli agenti della sezione volanti, che lo avevano denunciato per getto pericoloso di cose. Il soggetto era gravato da un pesante curriculum criminale, con condanne per stupefacenti, rapina aggravata e precedenti per furto, resistenza, evasione, danneggiamento e lesioni, ed era sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e obbligo di firma. Già nel 2023 il questore Tommaso Palumbo gli aveva notificato l'avviso orale. Nel 2024 era stato ammonito per violenza nei confronti della sua compagna. Quello di oggi non è un episodio isolato. Nel corso del 2026 l'Ufficio Immigrazioni della Questura di Agrigento ha già adottato analoghi provvedimenti nei confronti di altri cittadini stranieri irregolari con gravi precedenti penali. Tra questi un soggetto condannato per rapina impropria, lesioni personali e violenza sessuale aggravata, e un altro gravato da condanne per lesioni, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e precedenti per furto aggravato e ricettazione. Uno di essi è già stato rimpatriato nel proprio paese di origine a mezzo di un volo charter. L'azione della Questura di Agrigento in questo campo è costante e non conosce sosta. L'Ufficio Immigrazione continuerà infatti a monitorare con la massima attenzione le posizioni dei soggetti stranieri irregolari gravati da precedenti penali, adottando con tempestività i provvedimenti previsti dalla legge a tutela della collettività. Diverse violazioni in materia di lavoro sono state riscontrate dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Agrigento e dai colleghi della compagnia di Cammarata in una casa di riposo della zona montana. Il servizio di Arturo Cantella.
Ispezione mirata in una residenza per anziani nel comprensorio di Cammarate e San Giovanni Gemini. I carabinieri del nucleo dell'Ispettorato del Lavoro del Comando Provinciale di Agrigento, insieme ai militari dell'Arma della locale compagnia, hanno passato al setaccio un'intera struttura nell'ambito di un servizio per la prevenzione e repressione dei reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l'aspetto sanitario. Il controllo delle forze dell'ordine ha portato alla luce diverse criticità sul fronte normativo. L'amministratrice della società è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento per non avere garantito la sorveglianza sanitaria ai dipendenti, per la mancata consegna di dispositivi di protezione individuale e per l'assenza di un'adeguata formazione e informazione sui rischi professionali. Durante l'ispezione alle forze dell'ordine è saltato fuori anche un lavoratore assunto in modo irregolare. Sono state quindi elevate ammende e sanzioni per circa 10.000 euro. Nonostante le irregolarità amministrative e penali, gli ospiti sono stati trovati in buone condizioni di salute. Lunedì 18 maggio a Santa Margherita Belice sarà inaugurato l'ospedale di comunità per garantire l'assistenza senza ricorrere al ricovero ospedaliero. Altra inaugurazione il 25 maggio della Casa della Comunità di Bivona. Per la direzione dell'ASP di Agrigento si tratta di 2 strutture moderne per offrire risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Antivirus, è negativo per fortuna il test sulla turista argentina ricoverata al Policlinico di Messina. È risultata negativa all'antivirus la paziente ricoverata presso il Policlinico di Messina per una polmonite sospetta. La conferma è arrivata dal laboratorio dell'Istituto Spallanzani di Roma, che ha analizzato i campioni inviati nelle scorse ore su richiesta delle autorità sanitarie. La donna, 49 anni, di nazionalità argentina e proveniente da un'area considerata endemica, era giunta al pronto soccorso del Policlinico il 10 maggio con sintomi compatibili con una polmonite. Sin dal primo accesso era stata posta in isolamento in regime di biocontenimento e successivamente trasferita nel reparto di malattie infettive, dove ha proseguito le cure in isolamento. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie, la paziente non avrebbe avuto contatti noti né con casi confermati di antivirus né con persone potenzialmente esposte. Pur non rientrando nei criteri definiti come caso sospetto dalle circolari del Ministero della Salute, era stato comunque disposto un approfondimento diagnostico in via precauzionale, anche in considerazione della provenienza geografica e del quadro clinico. L'azienda sanitaria provinciale di Messina, tramite la direttrice del Servizio Epidemiologico di Medicina Preventiva Mariella Santoro, ha confermato che i risultati trasmessi dallo Spallanzani escludono l'infezione. I campioni erano stati inviati a Roma tramite il trasporto dei NAS, come previsto dalle procedure per i casi a rischio biologico. La vicenda si chiude dunque con un esito rassicurante. La paziente non è affetta da antivirus e prosegue il percorso di cura per la patologia respiratoria che aveva determinato il ricovero. Le autorità sanitarie continuano comunque il monitoraggio clinico secondo le normali procedure ospedaliere. Alzheimer, Open Day all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca il prossimo 21 maggio dalle 8 alle 18 per iniziativa dell'ASP di Agrigento con i dottori Leonardo Giordano e Liliana Gucciardino. La prima container da 171 metri a Giammoro. Vediamo. Si è svolta con successo e in condizioni di totale sicurezza la manovra di ormeggio della nave portacontainer Express Sagarmala al pontile del terminal Duferco di Giammoro, nel comprensorio di Milazzo. L'approdo rappresenta un momento storico per l'infrastruttura portuale dell'area. Si tratta infatti della prima nave portacontainer di questa tipologia e dimensione, lunga 172 metri, ad attraccare presso il pontile di Giammoro.
L'operazione segna un importante passo avanti per lo sviluppo delle attività commerciali e logistiche dell'area industriale milazzese e arriva al termine di un articolato percorso tecnico-amministrativo volto a verificare tutte le condizioni necessarie per garantire la sicurezza dell'ormeggio. Il via libera all'approdo è stato frutto della collaborazione tra la Capitaneria di Porto di Milazzo e l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, con il supporto determinante dei servizi tecnico-nautici del porto, piloti, rimorchiatori e ormeggiatori, che hanno pianificato ed eseguito con precisione l'intera manovra. La nave è stata accompagnata all'ormeggio nelle prime ore del mattino, alla presenza dei rappresentanti della Capitaneria di Porto, dell'Autorità Portuale e della società terminalista Duferco Terminal Mediterraneo, che durante tutto l'iter autorizzativo ha garantito piena collaborazione, predisponendo il pontile e mettendo a disposizione personale altamente qualificato. L'esito positivo della sperimentazione conferma ora la possibilità di accogliere presso il pontile di Giammoro navi portacontainer con analoghe caratteristiche dimensionali, nel rispetto delle prescrizioni operative e delle misure di sicurezza stabilite dall'autorità marittima. L'operazione odierna rappresenta un significativo risultato istituzionale e operativo, frutto della sinergia tra enti pubblici, operatori portuali e servizi tecnico-nautici, e costituisce un ulteriore tassello nel percorso di potenziamento infrastrutturale e logistico del territorio di Milazzo. Venerdì 22 maggio sarà reso noto il nuovo cartellone del Teatro Pirandello dal titolo Echi e Orizzonti, un titolo scelto dal direttore artistico Roberta Torre, la quale nei giorni scorsi si è recata a Palermo assieme al direttore generale della Fondazione Alessandra Fiaccabrino per assistere al Teatro Biondo alla presentazione del cartellone del Teatro Palermitano. Siamo allo sport automobilismo, al via la 35esima edizione del Giro di Sicilia. Che edizione sarà questo Giro di Sicilia 2026? Quali sono le principali novità? Le novità sono diverse, tanto è la 35esima di vocazione storica, il primo nasce nel 1912. Le novità sono la sostenibilità con un'auto con biocarburante, è un progetto di ASI, quest'auto dovrà percorrere 10.000 km, ne ha già percorso 2.000 da Torino su Palermo e ora si appresta a farne altre 1.000, fino ad arrivare a 10.000 km a Misano, dove festeggeremo a settembre i 60 anni dell'ASI. L'altro è la sostenibilità umana, cioè la solidarietà che diamo tramite un nostro mezzo modificato, una 600 storica modificata per degli nostri amici disabili. Quindi un atto solidale per far vivere un sogno, come la intendiamo, per far sì che tutti possano partecipare al Giro di Sicilia. Ecco, quale sarà il percorso? Partite oggi? Partiremo adesso per delle accoglienze tra Capaci, Partirico, Segesta, Partanna, per andare a Serinunte. Domattina visiteremo i templi di Serinunte con le auto, entreremo dentro questo bellissimo parco, poi andare a Sambuca di Sicilia, a Grossa Attesa, che hanno un festeggiamento notevole, quindi ci tengono al nostro passaggio. Sciacca ci sarà una bella accoglienza e passeremo adiacente ai templi, dove ci sarà una prova di abilità sotto i templi, quindi uno spettacolo per chiudere a Marina di Putelli. Il percorso salirà per andare sull'Etna, passando dalla Villa del Casale, dove sarà visitata dai concorrenti, appunto dicevo l'Etna, e tornare su Catania. L'altro passaggio è Taormina, in Ebridi, per chiudere a Polina, dove festeggeremo
il vincitore di questa kermesse. Non vi chiedo da dove venite. Sì. Viva Sicilia. Piace la Sicilia? Sì. Bellissima? Bellissima. Siete pronti, carichi? Ma chi vince poi dovrà venire da voi in Giappone? Sì. E quindi ci accogliete come noi accogliamo voi. In bocca al lupo! Grazie, Baby. Abbiamo concluso, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.